ragazzi, è con questo video, formato stile garage, che voglio continuare a parlarvi della Delta, toccando gli argomenti più scomodi, quelli che nei video nessuno tratta. Sì, perché dovete sapere che la Delta a volte è criticata per le prestazioni, ma stiamo parlando di un'auto fine 80, inizio 90, e va rapportata con quelle auto lì. E credo non ce ne sia per nessuno, visto che nel totale delle prestazioni superava una Ferrari 348 all'epoca, uscita nello stesso periodo, e anche oggi no, dopo 30 anni direi che sa difendersi bene. Inoltre è criticata soprattutto anche per il prezzo, paragonata con altre auto, ma il problema è che questa auto non ha alcun paragone con nessuno. Ce ne saranno altre 1000 migliori di lei tecnicamente, ma questa è unica. Quando leggo nei forum, con i soldi di questa prendo una Ferrari, una Lancer, eccetera, mi viene sempre un sorriso, perché proprio non è giusto farne un paragone. Io potrei dirvi, è meglio una Ferrari entry level, ad esempio il 348 di prima, oppure una Delta Evo, top di gamma per la sua categoria allo stesso prezzo? Quindi meglio a parità di prezzo accontentarsi o avere il massimo? E vogliamo mettere la storia della Lancia contro le giapponesi? Sono venute molto più tardi e hanno imparato sicuramente da lei. Lo so che questa auto divide le persone, di solito in 3 categorie: gli appassionati, i possessori e i non possessori. È così troppo che a volte diventa stomachevole ed è chiaro che tutti ne vorrebbero una in garage, però ormai i prezzi non sono più accessibili e bisogna farsene una ragione purtroppo. Non la si può odiare per questo. Questa auto, se di alto livello collezionistico, è quotata circa 80.000 euro. E sì, capisco che in molti dicono tecnicamente non li vale, però qui il prezzo lo fa tutto il resto. Anche altre auto, ad esempio l'M3 di quegli anni, è salita a cifre molto elevate. Come si poteva pensare che la Delta non sarebbe cresciuta a livello collezionistico, se ancora oggi è la migliore della sua categoria? Mi spiace dare la mia opinione da questo punto di vista, ma lo faccio perché tutti lo evitano e almeno qui nei commenti ne possiamo parlare, senza essere volgari o offensivi. Grazie. E pensare che 15 anni fa una macchina così si trovava con 10.000 euro. Mi ricordo che in tutti questi anni di ricerca i prezzi continuavano a lievitare e ogni volta si diceva impossibile, non li vale, e continuava a salire. Ogni anno sempre di più, e iniziavano a venire valutati anche i modelli a 16 valvole, e salivano, inesorabilmente purtroppo. La gente iniziava a mangiarsi le mani per non averne presa una quando si poteva, e iniziarono ad essere valutate anche le 8 valvole, auto che venivano demolite perché nessuno le voleva. Solo ad oggi in molti hanno aperto gli occhi e hanno visto il potenziale di tutti i modelli di Lancia Delta, perché non c'è dubbio che siano tutti fantastici. Io riuscii a portare a casa una 16 valvole nel 2012, molto bella, pagata 15.000 euro, sistemata e rivenduta a 25.000 nel 2016. Ed oggi una bella come era la mia credo sta sui 35, ma anche di più. Quindi stanno salendo in 5-6 anni, non chissà in quanto tempo. Perché ho venduto il 16? Per arrivare a questa. In ogni caso, auto così non sarebbero da vendere mai. Auto veramente belle, farete molta fatica a trovarle in vendita. Chi le ha belle, se non ha bisogno, se le tiene. E ci terrei veramente tanto, se possibile, in uno dei prossimi video, presentarvi la mia ex, perché è una macchina stupenda, con la quale mi sono anche sposato. Mi ricordo di aver pianto quando il ragazzo che l'ha presa è partito da casa mia. È stato un po' come perdere una parte di me. Ora voglio darvi un'idea di cosa vuol dire girare con una macchina mitica. Sembra strano, e parlo anche per esperienza personale, quanto la gente attenda sempre alla Delta, quanto bene e quanto rispetto le vogliono. Potete girare con Porsche, con qualsiasi macchina che volete, ma se passate con questa, dal bambino all'anziano, si girano tutti. Tutti sanno cos'è. E ogni volta che la uso trovo sicuramente delle persone che mi fermano per parlare, che fanno domande e che la vogliono vedere. Pensate che a volte è quasi imbarazzante perché si cerca di essere modesti, ma veramente ci si rende subito conto della considerazione che hanno le persone di lei. È lei il capo, qui c'è poco da fare. A volte non ti senti nemmeno degno di portarla a fare un giro. È come quando sai di uscire con la ragazza più figa del paese e guardandoti allo specchio dici: ma come? Siamo sicuri? Proprio io? Ne sarò all'altezza? Me la merito? Mi merito un'auto unica per la sua categoria? Sì, perché per me una macchina sportiva è una macchina di serie preparata poi in edizione speciale.
Una supercar invece è una macchina già nata con le caratteristiche di una macchina da corsa o nata per correre, dove poi al massimo da lì vengono prodotti dei modelli per la produzione, un po' come la Delta. Eppure io non mi sento di dire che la Delta è una supercar, anzi, per me anche qui appunto è una fuori categoria, una cosa completamente a sé e non etichettabile. Piuttosto, come entry level di supercar, io ci metterei ad oggi una bella Alfa Romeo 4C, che devo dire, ultimamente mi stuzzica parecchio e non è detto che non riservi un colpo di scena nel mio garage. Sì, perché non ho mai avuto una trazione posteriore e mi sa che fra un po' sarò pronto per averne una, ma i requisiti generali che deve avere nell'insieme di quello che cerco magari li vediamo in un altro video. E non c'è dubbio che sia una delle migliori macchine a livello collezionistico e questo è un mondo di auto usate come se fossero dei modellini, come dicevo prima, super rispettate. A volte io sinceramente penso, la uso poco, se vado in giro non la posso lasciare da sola perché ho paura me la portino via. Ho sempre il pensiero di quanto diventa dispendioso se faccio un danno o se qualcuno mi viene addosso. Insomma, vuoi o non vuoi, pensi sempre a quanti soldi vale e a cosa può succedere se qualcosa va storto. Ed essendo una macchina bella, non è possibile non pensarci. Penso anche io, tornando al discorso di prima, a cosa potrei prendere con questi soldi. Quante volte ho detto la vendo e mi prendo una Porsche Carrera S, un Alfa 4C, oppure una Lotus e una 75. O comunque ampliare con diverse auto che mi interessano il mio garage, solo vendendone una. Magari avendo così anche auto più sfruttabili nei punti appena elencati. Però poi devo dire che manca il coraggio di farlo. Questi pensieri li faccio quando non la vedo. Poi appena entro qui, niente, non sono sicuro di essere disposto a stare senza di lei. Anche perché poi sarà molto difficile, se non impossibile, trovarne una così. E anche il prezzo è destinato a salire ancora, visto che non ha ancora 30 anni. Certo, di sicuro non è detto che si venda al prezzo di quotazione, anzi, ma una macchina così, prima o poi, un collezionista lo trova. Una macchina così è molto ricercata e ha un notevole mercato in tutto il mondo, non solo in Italia. Qui purtroppo abbiamo anche la piaga del governo che negli ultimi anni tende ad andare contro le opere d'arte, il rispetto della storia e delle auto classiche, rovinando così il mercato italiano. E ne avrei di cose da dire, ma lasciamo stare per ora. Comunque, questo discorso per dirvi che è vero che se sei appassionato non hai una macchina per i soldi. Però ragazzi, ormai moltissime auto rendono 20 volte più di una banca. E parliamoci chiaro, anche io sarei felice se la Delta valesse 10.000 euro, così anche io la pagavo di meno. Perché sono sicuro che la maggior parte di noi abbia dovuto affrontare enormi sacrifici per poter avere l'auto dei propri sogni. Però, se la situazione è questa, bisogna farsene una ragione e andare avanti. Non la si deve odiare per questo, non è colpa sua. In genere, tutte le auto anni 80-90 stanno arrivando a cifre consistenti. È giusto? Non è giusto? Non lo so. Ma quello che so è che la storia si paga. La storia è esclusiva e tornare indietro nelle sensazioni di un tempo costa. Nel prossimo video ti darò le dritte per la guida all'acquisto di una Delta. Sarà un video come questo, per superare l'inverno in attesa della primavera, per andare a provare altre auto e fare nuovi test. Quindi se il video ti è piaciuto e vuoi vederne degli altri, lascia un like, ma soprattutto iscriviti al mio canale. Ciao!